La qualifica è stata disastrosa, 20° su 22. Peggio di così non poteva andare. Meno male che la pista permette rimonte e sorpassi, per cui diamo inizio allo spettacolo. Spettacolo che di sicuro ci sarà viste le altre gare di giornata, per cui andiamo subito a vedere la griglia di partenza. C'hai i freni che non sono tutti questi granché buoni. Perché c'ho il coso. Così. E per l'occasione ho pure montato la TomTom per inquadrare quello che accade dietro. Speriamo venga fuori qualcosa di carino. Ecco, se volevate vedere una partenza alla Luca Salvadori, ovviamente quando le canna, eccovi serviti. Perse 2 posizioni e si arriva in curva 1 ultimi. Almeno mi evito casini lì davanti, la prendo con filosofia. Mamma che mischia in curva 5, sono arrivati appaiati e a ruote fumanti e ne posso approfittare per recuperare un paio di posizioni. Ecco uno dei punti critici, la chiocciola. Se la sbagli non solo ti sorpassano come in questo caso, ma esci pure lento sul rettilineo e tanti saluti alla scia. Non frena! Cercasi i freni disperatamente? Prima frenata da lanciati e il pedale non ha risposto in maniera positiva. Ed è una cosa che dovrò considerare, specialmente in fase di sorpasso. Questo è un cazzo di merda! Vedo del movimento un po' troppo al limite lì davanti. Occhio perché potrebbero arrivare penalità come nelle gare precedenti. Dai che censo è piantato sul dritto, posso tentare un sorpasso in curva 1. Sorpasso portato a casa e sono anche vicino a quello davanti, per cui posso tentare qualcosa in curva 5, freni permettendo. E andiamo, sorpasso riuscito, stavolta i freni sono stati perfetti, probabilmente prima erano un po' freddi.
che ho sempre più la sensazione che i giudici avranno un bel po' da fare a fine gara? Mamma che sverniciata mi ha tirato Censo. Non importa, lo sfrutto per recuperare terreno su quelli davanti. Mamma che lungo che sono arrivato in curva 2. Non ho chiuso la traiettoria e quelli dietro si sono infilati. Oddio, mi sono visto esploso in curva 5. Per fortuna ero largo e non mi hanno centrato. Così però sono tornato ultimo. Rimanere attaccato su per recuperare qualcosa. Ho visto la stampa lì. Mamma che entrate che stanno facendo lì davanti. Posso approfittarne per recuperare posizioni. Oddio, Censo che lungo! Stava per andare per Prati. E nel frattempo sto anche sistemando con una mano la telecamera. Mi sembra di rivedere i vecchi 100 quando si andava ad aggiustare la carburazione con una mano mentre si guidava. Che volete che vi dica? I rischi del mestiere. Metà gara è andata, altri 5 giri da fare a tuono e col coltello fra i denti. Altra posizione guadagnata, dai. Sto approfittando delle varie bagarre che si creano davanti a me. Grazie per la spintarella. Vai con la rampa di lancio. Un po' di bump drafting in puro stile NASCAR fa sempre comodo. Peccato che quello dietro di me si sia incollato per sverniciarmi in curva 1. Devo rimanergli attaccato quanto più possibile per farmi trainare. Sto facendo una fatica pazzesca nei tratti veloci, però vedo che nel guidato recupero tantissimo ed è lì che devo cercare di guadagnare. Dai che sono uscito bene da curva 3, posso tentare la staccata in curva 5. Come ha fatto di brutto.
Nah, ho sbagliato tutto uscendo male da curva 7 e mi ha infilato in ingresso della chiocciola, ma gli sono incollato dietro. È incredibile quanto può fare la scia su questa pista. Sorpasso portato a casa bello pulito già in curva 1. Dai che andiamo a prendere il terzetto davanti, dai, dai, dai! Ultimo giro, adesso è tutta difesa. Gara, minchia che sudata, peccato per il risultato, spero di essere arrivato 20esimo, ma Già, mi sono divertito come un pazzo qui, gara tiratissima e sono curioso del risultato finale e di vedere se ci saranno penalità, che anche quelle possono pesare in maniera importante, visto quanto accaduto nelle batterie prima della mia, con tantissime sanzioni per contatti di gara. sedicesimo, 4,4, 4,1, neanche male. 4,1, beh, neanche un secondo dal vincitore, dai. 16esimo, confermo, hanno dato penalità. Poteva andare meglio, ma avevo già messo in preventivo che qui avrei faticato e non poco. Adesso devo solo pensare a Pomposa. E lì forse le cose dovrebbero essere ben diverse. Proprio ammetterlo, se devo concretizzare il famoso detto che nel motorsport come nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna, credo che questa gara lo rappresenti alla perfezione, perché veramente una prestazione abbastanza incolore, non me l'aspettavo, non lo so, cioè l'avevo anche un po' messo in conto per via delle caratteristiche della pista, tanto veloce, i chili in più che ho di sicuro non danno una mano, però non pensavo così tanto indietro. In teoria 19esimo, però approfittando delle varie penalità che sono state assegnate a tantissimi piloti, veramente quanto ho capito 7-8 penalizzazioni, una strage,
Credo che sia stato il numero più alto di penalità inflitte in tutta la giornata di gara tra le varie batterie che hanno corso, per cui segno che la gara è stata veramente tosta, dura e che la pista un po' ti invoglia a dare un pochino oltre il limite, visto che è tanto spazioso. Che dire, 16esimo, approfitto delle penalità, posso dire essere stato molto fortunato. Per quanto riguarda la categoria over 80, della quale ero leader della classifica alla vigilia di questa gara, purtroppo il quarto posto non fa bene alla mia ambizione di classifica, perché alla vigilia della tappa di Pomposa del prossimo 25 di luglio arrivo come il primo inseguitore del leader, ma con solo un punto di distacco, per cui classifica apertissima alla vigilia della pausa estiva. E a proposito di Pomposa, le iscrizioni non sono ancora aperte, per cui se volete partecipare andate a seguire su tutti i social del campionato per rimanere sempre aggiornati quando verranno aperte e soprattutto per andare a registrare la gara come valida SVS, perché come lo è stato quella di Lignano, anche quella di Pomposa e probabilmente anche quella di Jesolo verranno assegnate come gare titolate SVS per l'acquisizione dei punti della Sprint Cup, per cui è anche una buona occasione per portare a casa qualche punticino in ottica internazionale, sapete com'è. Come detto, 25 di luglio, Pomposa, prossimo round, pista totalmente diversa sulla quale non ho mai girato, mi sfonderò di onboard perché devo capire come gira la pista sostanzialmente, perché l'ho vista soltanto da fuori una volta. Non mi sembra male, mi sembra molto più tecnica rispetto a Lignano, per cui forse il peso non dovrebbe darmi poi così tanto fastidio. Ovviamente cercherò di calare un po' qualche chilo perché sennò veramente non ce la faccio. Quando vedrete questo video sarò impegnato nella wild card, nell'ultima tappa del campionato Open Kart Rental Series in quella dell'Extrema Kart, per cui una sorta di allenamento in vista appunto della gara di Pomposa. Domenica prossima uscirà il video di Inside the Race dedicato a Lignano e vediamo cosa riesco a combinare per quanto riguarda il video da portarvi il 1° di agosto, perché mi sta balenando in mente un'idea un po' particolare, vedrete tutto. Per questo appuntamento del campionato è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, passate da tutti i social che trovate in descrizione, Facebook, Instagram e Twitter, ci vediamo anche sulla piattaforma Viola e mi raccomando passate anche da Reddit e dal canale Telegram che trovate in descrizione, così sarete sicuri di non perdervi neanche un video e neanche una live. Dal vostro Max è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!